In Calabria resta da immunizzare il 48,1% dei cittadini. Il Vax Day, promosso in regione in questo weekend, va nella direzione di completare il ciclo vaccinale e fermare le varianti, l'affluenza condizionata dal caldo e dalla giornata festiva. Lascia il carcere di Rossano Cesare Battisti, trasferito a Ferrara. La protesta del SAP e indignati nella casa circondariale denunciano situazione grave. Ritrovata dai vigili del fuoco nella notte l'anziana scomparsa di Pignano, l'80enne è in buone condizioni di salute. Disservizi a Bonifati per la chiusura dell'ufficio postale e la denuncia dei cittadini. Successo per le giornate rendaniane promosse dall'associazione Alfonso Rendano al fine di far conoscere il genio del maestro nato a Carolei. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG in questa afosa domenica di fine giugno. In Calabria resta da immunizzare il 48,1% dei cittadini. Per questo è stato promosso il Vax Day straordinario che ha interessato l'intero weekend. L'obiettivo è completare il ciclo di vaccinazioni, ma l'affluenza com'è stata nei centri vaccinali vista appunto il giorno festivo e il grande caldo? Noi siamo andati all'Attarico, vediamo. Protetto solo il 30% degli italiani con entrambe le dosi di vaccino, lo rivela oggi il Corriere della Sera. La campagna vaccinale va avanti e punta a quel 70% di popolazione ancora esposto al virus mutato. In particolare in Calabria ad essere immunizzato è il 27,7% dei cittadini, resta da coprire il 48,1%. Non a caso in questo weekend si è voluto promuovere un nuovo Vax Day con possibilità di somministrare dei vaccini anche ai non prenotati. Come procede? Siamo andati all'Attarico, uno dei centri che ha aderito all'iniziativa. Abbiamo subito aderito a questo Vax Weekend libero perché come al solito riteniamo che vaccinare il più possibile sia la cosa più importante in questo momento, soprattutto in cui stiamo vedendo che le varianti ormai imperversano, quindi dobbiamo stare molto attenti, fare tante vaccinazioni e completarle, cioè fare anche i richiami, perché è l'unico modo per non ritrovarci di fronte a brutte sorprese. Ieri c'è stato un discreto numero di persone, sia prime dosi che abbiamo fatto anche dei richiami, qualcuno che doveva partire, qualcuno che ha dovuto anticipare, qualcuno che è arrivato anche da qualche altro centro, eccezionalmente con motivi seri per agevolare le persone che avevano necessità di concludere la vaccinazione. E invito ancora una volta chi non è ancora vaccinato a vaccinarsi. Siamo qui anche fino a stasera sul tardi, ieri siamo andati via alle 21:45, i medici sono stati qua disponibili ancora stasera, quindi chi è senza prenotazione, chi non può poi muoversi in altri giorni, fanno un piccolo sacrificio e vengono a vaccinarsi, perché in questo momento è la cosa più importante per vivere un'estate serena e anche eventualmente la ripresa dopo l'estate, che è quella che ci fa più paura. Quali vaccini somministrati? Abbiamo fatto parecchie dosi di Pfizer e di Moderna. C'è stata una buona affluenza di persone. E c'è anche chi ha ricevuto il cosiddetto mix di sieri ed invita a vaccinarsi. Io ho fatto la prima dose il 7 di aprile come personale scolastico di AstraZeneca. Adesso ho optato di rifare il vaccino, di non fare la seconda dose, e ho scelto di fare Pfizer. Invito tutti a fare il vaccino e soprattutto a fare anche questo tra virgolette mix di vaccini, perché non succede niente. Insomma, l'invito è a vaccinarsi e a non avere paura. I dati dicono che almeno in questa domenica il tasso di positività in Italia è sotto l'1%, esattamente allo 0,5%. Il bollettino di oggi in Calabria restituisce dei contagi pari a 36, nessun decesso. Vediamo.
Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 1.672 tamponi, 36 nuovi positivi, in particolare Cosenza 17, Catanzaro nessuno, Crotone 2, Vibo Valentia 3, Reggio Calabria 14. I ricoverati nei reparti degli ospedali calabresi sono 64, 6 in terapia intensiva, oggi nessun decesso. L'obiettivo, lo ha detto il generale Figliuolo proprio oggi in una dichiarazione, è l'80% dell'immunità di gregge in Italia, quindi l'80% dei 54 milioni della platea di vaccinabili, e sono assolutamente convinto, ha detto ancora Figliuolo, che raggiungeremo questo obiettivo a fine settembre, ma bisogna andarsi a vaccinare, come dimostra anche l'esperienza di altri paesi. A un certo punto si fa fatica a trovare i vaccinandi, ma di vaccini a RNA, quindi parliamo di Pfizer e Moderna, ribadisce ancora Figliuolo, ne abbiamo a sufficienza, a luglio solo poco meno di giugno. Ora usiamo AstraZeneca solo per la seconda dose agli over 60 e Johnson per le persone difficili da individuare o per categorie particolarmente immobili. Questa la dichiarazione di Figliuolo. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Rossano perché Cesare Battisti ha lasciato il carcere della città ionica. C'è stata la protesta del sindacato degli agenti di polizia penitenziaria del SAPPE. Insieme a Battisti sono stati altri due i detenuti trasferiti in altra sede. Vediamo. Ha lasciato il carcere di Rossano Cesare Battisti e sospeso lo sciopero della fame. L'ex terrorista trasferito a Ferrara non è il solo ad aver lasciato la casa circondariale, anche altri due detenuti sono stati trasferiti. Alla notizia arrivata da Roma, immediato l'intervento del sindacato di polizia penitenziaria della SAPPE, che denuncia la situazione grave all'interno del carcere rossanese. Nessuno, si evidenzia, si preoccupa del personale che viene quotidianamente aggredito. Il segretario del SAPPE Durante spiega i problemi della casa circondariale e si dice indignato. E c'è una buona notizia, è stata ritrovata a Di Pignano l'anziana scomparsa. Siamo nel Cosentino, vedete le foto dei vigili del fuoco. La signora 80 anni si era allontanata nella tarda mattinata di ieri senza fare ritorno nella propria abitazione. Dopo l'allarme dei familiari, le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco, il ritrovamento nella notte erano le 2:30. L'anziana era in un dirupo a circa 500 metri dalla propria abitazione, era sottoposta inizialmente alle cure del personale sanitario, poi affidata alla figlia per fare rientro a casa e dunque in buona salute. Ci spostiamo a Bonifati, restiamo nel Cosentino perché è stato chiuso l'ufficio postale, tanti i disservizi per i cittadini residenti, soprattutto per gli anziani. C'è la protesta e anche la denuncia alle autorità competenti. Vediamo. Questo è l'ufficio postale di Bonifati Capoluogo, che purtroppo da un po' di tempo viene chiuso agli utenti per 3 giorni alla settimana. Purtroppo è una scelta che ha condizionato molto i cittadini, che purtroppo devono andare nei paesi limitrofi per poter effettuare quanto di competenza alle poste. La scusa è del Covid, perché nella frazione Cittadella del Capo, che dista un 7-8 km, è sempre aperto, quindi il Covid a Cittadella non entra. Invece a Bonifati e a San Gineto Paese, altro paese a noi vicino, purtroppo siamo costretti a stare chiusi, gli uffici devono stare chiusi per 3 giorni la settimana. È un danno per i tanti anziani e tante persone invalide che non possono usufruire di questi servizi. Io personalmente ho segnalato questo fatto all'autorità giudiziaria.
Ed eccoci di nuovo in studio per parlare di turismo di questa estate, che è davvero banco di prova per le attività. Il presidente facente funzioni della regione, Nino Spirlì, a Tropea ha invitato i turisti per il nostro mare, per le potenzialità di questa terra in occasione dell'iniziativa Mare Pulito. Vediamo. Una giornata che sancisce che la Calabria ha un mare praticabilissimo, che è il mare che tutti quanti si aspettano, sia gli abitanti della Calabria, quindi sia la gente di Calabria, che il turista, il visitatore che arriva in questa terra per godere finalmente di qualche giorno di vacanza, di relax, e la conferma che la politica che si sta svolgendo da un punto di vista ambientale in Calabria è quella giusta. E la grande soddisfazione è questa, quella di riuscire a raccogliere i risultati, i frutti di un lavoro che gli amministratori locali, gli amministratori in generale e la regione stessa sta facendo proprio per poter offrire ai calabresi e a chi calabrese non è ma viene in visita in Calabria un territorio non solo vivibile ma di altissima qualità. 800 km di costa significa che noi abbiamo più mare che terra in questa nostra meravigliosa regione, ed è la cosa più importante poterlo rendere vivibile e per quanto mi riguarda dico anche vissuto, cioè poter raccontare di essere stati in Calabria e di aver goduto giorno dopo giorno, ora, minuto, secondo dopo secondo di un mare meraviglioso, di un'accoglienza altrettanto perfetta e finalmente poter dire il prossimo anno ci ritorno, o forse fra qualche mese ci ritorno. Nei giorni scorsi si è riunita la direzione provinciale dell'UNSIC per tracciare un bilancio sulle difficoltà che il comparto ha dovuto attraversare in questo periodo di pandemia. Vediamo. Nei giorni scorsi si è riunita la direzione provinciale proprio dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori di Cosenza. La riunione è stata convocata per fare il punto sull'attuale situazione e sulla condizione del mondo produttivo, soprattutto in Calabria, dopo la pandemia. Sì, la direzione è stata convocata proprio per fare il punto sulla questione pandemia e su quello che sarà il futuro prossimo anche per quanto riguarda diciamo, i fondi europei che stanno per arrivare. L'auspicio è che comunque ci sarà una grossa spinta diciamo anche di consumi, quindi ci sarà un aspetto molto positivo per quanto riguarda la ripresa economica. La direzione si è soffermata soprattutto sull'aspetto delle manchevolezze, diciamo, di quelle che non sono state le politiche attive rispetto al post pandemia da parte della Regione Calabria, in primis quello del turismo. La cosa che si chiede è la cosa principale secondo me per poter attivare un turismo che non sia soltanto quell'agostano del mare, ma sia un turismo di 365 giorni all'anno che possa essere fruito da una popolazione diciamo, più avanti con l'età, ma che ha bisogno di strutture sanitarie che siano efficienti e presenti. Noi non abbiamo né l'efficienza né la presenza in questo momento, quindi l'intervento della nuova giunta è quello di ripristinare una sanità che sia degna di una società civile avanzata. L'auspicio è che la campagna vaccinale non sia sprecata senza le strutture che poi possono intervenire successivamente. Ci spostiamo a Morano, siamo nel cuore del Parco del Pollino per la prima edizione del Borgo in Fiore. Si tratta di un concorso promosso dall'amministrazione comunale. Vediamo. Nell'intento di ravvivare e colorare vie scorci dell'abitato, esaltandone con la vivacità e la bellezza di piante e fiori profumati, la bell'arte che tanto appassiona negli ultimi tempi, il fascino naturale delle antiche forme architettoniche e paesaggistiche, l'amministrazione comunale di Morano Calabro e la Proloco uniscono le forze e organizzano la prima edizione del concorso Borgo in Fiore.
Si vuole mediante ornamenti floreali, spiega Rocco Ingianna, presidente dell'ente turistico moranese, agghindare i particolari abitativi e gli spazi esterni in disponibilità, le vetrine con affaccio sulla pubblica via, al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti estetici ed ambientali del nostro borgo, promuovendo altresì la cultura dell'ospitalità e del verde come elemento di decoro. La partecipazione alla gara è aperta a singoli cittadini, associazioni, esercizi pubblici e commerciali che intendono allestire parti visibili dall'esterno nel periodo 28 giugno-11 luglio 2021. I vincitori saranno premiati il 17 luglio nel corso dello spettacolo del duo comico Gli Arteteca. Stiamo provando a reagire con tutte le forze alle difficoltà, alle incertezze causate dalla pandemia, afferma il sindaco Nicolò De Bartolo. Riteniamo si debba guardare avanti per disegnare la Morano che ci piace, cercando di coinvolgere per quanto possibile il corpo sociale in un progetto semplice ma utile per evidenziare i punti di forza e le potenzialità del nostro borgo. Successo per le giornate rendaniane, l'iniziativa Carolei promossa dall'associazione che porta il nome del maestro, si chiama infatti l'associazione proprio Alfonso Rendano. L'obiettivo è far conoscere proprio nel proprio territorio e in Calabria il maestro nato a Carolei. Vediamo. La musica e la storia di Alfonso Rendano riecheggia a Carolei, città natale del musicista, grazie alle giornate rendaniane, 3 serate in crescendo con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Carolei Bisignano che hanno aperto l'elegante kermesse introdotti dal maestro Chetti Garritano, la rassegna Enfant Prodige e l'esibizione dei giovani e talentuosi pianisti. Sul far della sera i saluti istituzionali, poi l'emozione nel ricordo di Nino Imbrogno, uno dei soci fondatori dell'Associazione Alfonso Rendano, che festeggia 20 anni di attività promuovendo per il 5º anno consecutivo l'iniziativa nel suggestivo scenario della Filanda dei Quintieri. Valorizzare questa figura perché ci siamo resi conto, proprio prendendo il nome come associazione, che in realtà qui e nel suo paese natale era un illustre sconosciuto, cioè nessuno sapeva pronunciare il nome di Alfonso Rendano, voleva dire nessuno sapeva di chi stavamo parlando. E invece adesso è diventata una figura familiare. Prima serata dedicata al concerto del maestro Roberto Prosseda, una lezione spettacolo e l'inconsueto partner che conquista grandi e bambini, il robot teotronico. I pianisti umani ormai in via di estinzione. Del resto oggi i pianisti umani sono diventati dei detriti inutili. L'idea è quella di far capire a un grande pubblico, ma non soltanto a quelli che già conoscono la musica classica, quanto è bella la musica. Per poterlo capire però bisogna avere un minimo di, come dire, conoscenza, di capire quali sono i codici, cosa questa musica ci racconta. E l'idea è quindi quella di spiegare più o meno come ascoltare meglio la musica, come farsi quindi meglio coinvolgere dall'ascolto, attraverso però un format che è quello appunto di una sorta di concerto sfida, quindi dove c'è anche un elemento spettacolare e c'è molta ironia, perché c'è la sfida tra un pianista umano, che sarei io, e un pianista robot, che rappresenta però, secondo alcuni, il futuro. Spazio nella seconda giornata alla Consuelo, incentrata sull'unico melodramma composto dal maestro Rendano e ispirata all'omonimo romanzo di George Sand, culminata con il concerto lirico e da camera con le arie tratte proprio dalla Consuelo. Sul palco il soprano Sara Baratta, il tenore Stefano Tanzillo e il baritono Luca Bruno. L'ultima serata con la luna che s'affaccia sul prato della Filanda a rendere perfetta l'atmosfera del quintetto per pianoforte e archi, che rappresenta un elemento di forte innovazione nella produzione musicale rendaniana, eseguita dal quintetto Marsili per un pubblico numeroso, attento, sorpreso nel riscoprire il talento e l'eleganza del calabrese Alfonso Rendano, musicista famoso nel mondo. E continuiamo a parlare di Alfonso Rendano perché è stato restaurato l'organo a canne suonato da bambino dal maestro. L'inaugurazione sarà già sta fissata in programma a dicembre nella chiesa dell'Immacolata. In anteprima vi mostriamo le immagini.
Eccolo l'organo a canne che racconta l'infanzia di Alfonso Rendano, il musicista autodidatta e talentuoso che imparò su questa tastiera a suonare prima di entrare in conservatorio a Napoli. Non aveva ancora 10 anni quando da casa, distante pochi metri, raggiungeva a piedi la piccola chiesa dell'Immacolata, trascorrendo gran parte del tempo suonando e inseguendo il sogno che avrebbe poi realizzato in futuro. Su una delle canne è impressa la firma del maestro. L'organo di grande valore artistico è tornato agli antichi splendori grazie al restauro voluto dalla parrocchia di San Pietro, guidata da Don Mario Ciardullo in collaborazione con la confraternita Maria Immacolata. Un lavoro certosino completato anche con l'attenzione dell'ufficio tecnico dei beni culturali di Cosenza. Terminati anche gli step tecnici, l'organo è stato accordato, dunque potrà svolgere la sua antica funzione nell'ambito delle celebrazioni religiose. Per la città di Carolei, che lavora a un percorso di valorizzazione dell'illustre concittadino a cui ha dato i natali, è un tassello prestigioso per un importante progetto di crescita culturale del territorio. C'è già la data fissata per il 4 dicembre 2021 alle ore 18 per l'inaugurazione dell'organo restituito alla comunità e sarà un nuovo inizio per la città di Rendano. Ancora per la musica, il 7° appuntamento della 42esima stagione concertistica dell'Associazione Maurizio Quintieri al Teatro Rendano di Cosenza. Vediamo. Per il 7° appuntamento della 42esima stagione concertistica dell'Associazione Maurizio Quintieri, al Teatro Rendano di Cosenza è tornata la magia dell'orchestra con il concerto Il Vento del Nord. A calcare il palcoscenico è stata la Grieg Chamber Orchestra diretta dal maestro Giuseppe Pisciotta. La nostra formazione è una formazione giovane che nasce con l'intento di divulgare questo particolare repertorio che fa parte del repertorio colto, che è la musica per archi. Difatti noi nasciamo e siamo un'orchestra d'archi, quindi tutti gli strumenti appartengono alla famiglia degli archi. Rispetto alle altre formazioni che ci sono sul territorio, noi siamo partiti con un'idea diversa, cioè quella di creare un gruppo il più possibile stabile, che affronti un repertorio che è un repertorio bellissimo, ma ahimè è anche un repertorio complesso, un repertorio difficile, che ha bisogno di uno studio particolare, di un approfondimento particolare. Per questo che noi ci vediamo periodicamente ogni 15 giorni, studiamo, affrontiamo, approfondiamo questo repertorio per poi fare i concerti. Il programma della serata ha offerto una selezione di composizioni molto celebri e dalle atmosfere particolarmente suggestive: la Holberg Suite di Grieg, le danze rumene di Bartók e la splendida Serenata per archi di Tchaikovsky. La 42esima stagione concertistica dell'Associazione Maurizio Quintieri si concluderà il prossimo 2 luglio con il concerto della grande violinista Anna Tifu. Siamo partiti con la quarta, anche perché questi erano degli eventi finanziati dalla Regione per l'anno 2020 che a causa del Covid sono stati rimandati, e quindi appena ci è stato permesso siamo ripartiti intensamente per cercare di concentrarli senza sforare nel periodo estivo, che per il pubblico del teatro sarebbe stato un periodo inconsueto. Quindi abbiamo fatto in modo di chiudere entro il 2 luglio, quindi un grande concentrato di musica in un mese. Ed è stata rinviata la prima serata di selezione di Miss Italia Calabria. Che cosa è successo? Ce lo spiega il responsabile calabrese proprio della prestigiosa Kermesse, Carmelo Ambrogio, insieme a lui Miss Italia Martina Sambucini. Vediamo. Abbiamo dovuto rinviare questa manifestazione che si sarebbe dovuta tenere oggi. Abbiamo come madrina d'eccezione, ed era un evento bellissimo, Martina Sambucini, che è una ragazza, oltre che bellissima, una ragazza splendida, bella sia fuori che dentro. Niente, abbiamo soltanto dovuto rinviarla al 15 di luglio per un problema di Covid. E niente, siamo dispiaciuti ma fiduciosi che si possa ripartire in sicurezza. Assolutamente, ci prendiamo l'appuntamento per il 15 luglio. Nel frattempo io sto visitando un po' la Calabria, tra Pizzo, Zambrone e Cosenza. E niente ragazzi, in bocca al lupo, mi raccomando, iscrivetevi e ci vediamo presto.
E in bocca al lupo a Miss Italia, all'organizzazione di Miss Italia. Noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'anticiclone nordafricano si mantiene saldo sul Mediterraneo centrale, garantendo tempo stabile e caldo in aumento da lunedì. È prevista una seconda ondata di calore sulla Calabria che raggiungerà il suo apice tra le giornate di martedì e mercoledì, con nuovi picchi di 40 gradi nelle aree interne di pianura. Domani cielo sereno ovunque, con temperature stazionarie o in graduale aumento. Domani mari calmi, tra poco mosso e mosso lo stretto di Messina e il Tirreno Reggino e Basso Vibonese. Ventilazione debole e regimi di brezza, solo sullo stretto di Messina e su Basso Tirreno soffieranno venti moderati da sud. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, diciamo ai nostri telespettatori che il TG della domenica sarà sospeso nel periodo estivo, quindi per quanto riguarda la domenica vi daremo e vi diamo appuntamento in autunno. Grazie intanto per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento.